Allora, rieccoci in studio. Io voglio leggere un po' con voi, quindi do la parola adesso anche a Spano, dopo anche a lei naturalmente. Leggo un titolo, per esempio. I forconi si sono spaccati, questo qua è l'attualità, il Gazzettino, lunedì 16 dicembre, a pagina 8, lo stesso Il Mattino, La Tribuna, eccetera. Aspetta che leggiamo qualche messaggio che sta arrivando. Decine di anni di mal lavoro, ladri, criminali, mafie comprese, la gente onesta non li hanno mai voluti, i risultati si continuano a vedere, quello che un po' diceva lei. Allora, i forconi sono spaccati, Veneto e Sicilia si defilano, 9 dirigenti del 9 dicembre si dissociano dalla marcia su Roma, che dovrebbe essere mercoledì peraltro, annunciata da Calvani. Noi non vogliamo scontri. Allora, Ferro dice voglio potermi sedere con il governo per trattare, chi ha vegato della Life dice c'è chi tenta di infiltrarsi nel movimento. Allora, che cosa, innanzitutto, voi non vi definite forconi, hanno fatto di ogni erba un fascio, l'abbiamo capito, però molti invece non ci capiscono più niente. Sì, Ecco, questa è la sensazione netta. Chi di voi due, voi tre vuole parlare? Non c'è chiarezza in questo sistema, o comunque c'è qualcuno che fa finta di essere forconi, ma il discorso chiaro è così. Sono 2 settimane circa che è iniziato questo volantinaggio e tutto è partito da il CRA di Roma, con che c'è Calvani, con Ferro che è il leader di Forconi, quindi i Forconi adesso non sparpagliamoli in tutta Italia perché comunque vengono dalla Sicilia, esatto, no? Sicilia, il settore Calabria, agricolo Sicilia, Calabria. Poi c'è il CRA, Comitato Agricoli Riuniti di Roma, in cui c'è il Calvani e il Baldarelli che gestisce Siamo tutti cittadini italiani, questa viene via ed è un po' chi ci ha fatto arrivare il volantino. E poi c'è anche chi ha legato con l'IFE che sta facendo, sono presidi un po' diversi. Chi ha legato con l'IFE è un sindacato che gestisce un po', trovate anche il sito, insomma c'è scritto tutto su internet, diciamo, sì, sono esatto, tipo un sindacato per gli imprenditori. Poi ci sono anche i Milk Warrior, che sono gli ex che hanno combattuto qua per il latte, per il quote latte dell'Europa, e altri comitati dell'autotrasporto. Noi abbiamo preso questi sono quelli che hanno uno schieramento. Sì, I giornali tendono un po', diciamo così, a chiamare tutti forconi, esatto. In realtà non sono tutti forconi ma sono delle diverse appartenenze. Nella fattispecie, nei vostri presidi, in quelli che lei rappresenta, voi rappresentate quest'oggi, sono cittadini comuni, perché abbiamo visto un professionista, un medico, un ex dipendente della pubblica amministrazione, comunque della finanza, imprenditore, lei imprenditore, quindi siete cittadini senza nessun tipo di bandiera, giusto? A parte quella italiana, quanto ho capito, quindi noi usiamo la bandiera italiana cosa, no? E volevo fare il discorso per quanto riguarda Roma, si esatto. è dissociato Ferro dei Forconi, ha detto di non andare. Perché? Spieghiamolo perché. Perché io sono insieme allo stesso pensiero anche se non abbiamo la stessa corrente, perché comunque a Roma, per quel che mi riguarda, non abbiamo avuto, per quanto riguarda coordinamento Padova, non abbiamo avuto il permesso dalla prefettura di Roma che io ho chiesto al buon Baldarelli se ci dava un documento perché chiede di fare nella legalità, nel rispetto della legalità. Non si fa niente, anche perché in piazza con noi non è che ci sono militanti, ci sono famiglie insomma con bambini, cose, non si può mandare. Allora, il discorso di Ferro, chi ha legato idem, che comunque non è ancora il momento giusto per andare a Roma a protestare, noi non cerchiamo la protesta, la rivoluzione come si faceva una volta con i forconi, diciamo, in piazza, no? È un qualcosa di ragionato, è un qualcosa di legale. Allora, c'è stata una separazione perché noi dipendiamo da Baldarelli che ha diffuso questo volantino in Facebook. Finché Baldarelli non ci dà il documento... Cosa dice il volantino? Perché quelli che ci ascoltano magari su Facebook proprio non ci stanno. 9 dicembre inizia questa protesta di tutti i cittadini italiani e tutte le persone che adesso non me lo ricordo a memoria. Non no, la sostanza in sintesi. È lo stesso volantino, solo che qualche sindacato o qualcuno, chi per esso, ha cambiato sotto Siamo tutti cittadini italiani con i loro marchi, o non so se c'erano prima i marchi o poi alla fine c'era il Siamo tutti cittadini italiani, sostanzialmente è lo stesso volantino. Vabbè, sostanzialmente protestiamo perché le cose così non vanno perché bene. le cose cambino. Al momento c'è questa spaccatura che i forconi di Ferro e chi ha legato della Life
l'IFA e hanno detto non si va a Roma, sono stati presenti anche all'A7 mi pare, e c'era pure Brunetta, ha fatto un bel dibattito, quindi tanto di cappello sia a Chiavegato che a Ferro. Hanno fatto perché in pratica hanno paura di infiltrazioni un po' più violente che mandino messaggi non chiari. Ma tuttora abbiamo infiltrazioni, perché nel momento in cui apri un presidio in una zona sensibile tipo la Stanga, ti arriva il politico di turno che inizia a parlare di questo, parlare di quello e cerca di mettere il cappello sui presidi. Ne parlavo già nella scorsa trasmissione. Sì. Quindi dobbiamo essere abbastanza uniti, e se arriva qualcuno, qualche senatore, qualche politico oltre la regione, va allontanato, perché purtroppo viene a inquinare quello che sono molto potenti per quanto riguarda il pensiero, hanno una buona cultura. Al momento in piazza ci sono operai, nei presidi ci sono operai e ci sono persone che non hanno avuto il tempo di essere acculturati, perché il sistema, quando vai a lavorare, non ti permette neanche questo, perché in Rai 1 e Rai 2 passa solo quello che vuole il sistema. Non avete mai visto i presidi nostri, Rai 1 e Rai 2? No, è chiaro, perché il sistema si butta la zappa nei piedi. Quindi un grazie ancora a TV7 per l'ospitalità e per averci ascoltato. Altra cosa che è importante per il discorso Roma, per quanto riguarda Baldarelli, lui insiste per andare giù a Roma. Allora, a livello di coordinamento Padova, come gruppo, non andiamo, perché comunque non abbiamo l'autorizzazione per scendere. Perfetto, chiarissimo. Quindi per essere nella legalità occorre l'autorizzazione prefettizia, certo. Voi non l'avete ottenuta, siccome rappresentate famiglie, andreste con le famiglie e tutto, può essere rischioso, tra virgolette comunque illegale, quindi per questa ragione non aderite. Molto molto chiaro. Pronto? Pronto? È in linea? Sì. Buongiorno, da dove chiama? Da Padova. Prego, dica. Sì, Abbassi il volume che così può parlare, se no all'eco. Allora, niente, volevo appunto ricordare... Sì. Eccomi qua. Va bene così? Sì, benissimo, dica tutto. Volevo dire appunto che io sono Nicola, sono un artigiano disperato come tutti i disperati ormai, e ricordare appunto che il popolo è sovrano, cioè noi dobbiamo decidere chi ci governa. Questa è una dittatura, cioè, ma la gente non ha ancora capito, cioè Letta, chi l'ha votato Letta? Questo governo, chi l'ha votato? Da Monti a Letta, chi l'ha votato? Dobbiamo essere liberi, dobbiamo essere noi, il popolo sovrano. La gente deve scendere, deve capire queste cose qua. La gente che è in piazza, quei ragazzi che sono là, veramente rischiano anche la vita. Non lo dicono, ma sicuramente sono stati minacciati. Non lo diranno. E ci saranno sempre degli infiltrati. Anche qui a Venezia hanno mandato l'estrema destra e l'estrema sinistra e li hanno fatti passare per loro. Per i forconi hanno detto, perché ormai è diventato il simbolo i forconi, ma hanno spiegato bene che appunto non sono dei forconi perché sono le varie categorie, le varie zone, eccetera. Cioè, io li ammiro e mi unirò a voi, ragazzi, anzi, sicuramente oggi verrò a trovarvi. E Forza Italia, cioè italiani, scendete, dobbiamo farci sentire tutti quanti, cioè siamo disperati, la gente si impicca. Infatti questo discorso, di cui non si parla neanche, che continuano ad esserci suicidi imprenditori. Non mi ricordo. Mi arrabbio e poi magari dico qualcosa di gradevole. Sì, chiedo in studio di non parlare perché se no non la sentiamo. Dica. Scusa, sì. Grazie molte della telefonata al nostro telespettatore. No, appunto, chiedo che non sono pratici della televisione, non si può parlare durante le telefonate, altrimenti si va si crea confusione. Volevamo chiarire una cosa sugli orari purtroppo dei presidi. Per motivi di sicurezza, perché la polizia che assiste ai nostri presidi è lì per la sicurezza nostra, in quanto si è sparsa la voce che siamo estremisti di sinistra e estremisti di destra. Cioè, basta guardare il dottore. Ma io posso sembrare qualsiasi cosa, ma non so se faccio dottore non mi sembra un estremista, molto tranquillo, non fiata. Poi qualcuno veniva ieri sera lì, ieri pomeriggio lì da noi, mentre stavamo facendo questo patto sociale, avrebbe visto di tutto fuori che degli estremisti. Ecco. Però la polizia sa che ci sono delle persone che vengono indirizzate contro di noi per destabilizzare il nostro movimento, il nostro gruppo. Noi siamo cittadini italiani, abbiamo la bandiera, abbiamo sotterrato l'asse di guerra quando riguarda le cose politiche, quindi ognuno di noi ha delle fantasie, cioè delle simpatie politiche passate. Però in questo momento facciamo fronte comune, quindi se lui è di sinistra a me non me ne frega niente, o di destra, perché non so neanche da che parte sta, io sinceramente non lo so, neanche so il dottore da che parte sta,
Non gliel'ho mai chiesto e non glielo chiederò mai. So solo che ha una sua... Una voglia di cambiamento, direi. E allora sotto la bandiera italiana, visto che non abbiamo più referenti, come ci ha detto il signore che ci ha telefonato e che ringrazio vivamente, anzi lo invito a passare nei nostri presidi, perché Dove noi... sono? Ecco, allora, sì. sono dappertutto, un po' in tutta Italia. Voi in modo particolare a Padova e provincia, se ne sta costruendo uno Sì. anche ad Abano Terme, se non allora, sbaglio, non so. I presidi per quanto riguarda Padova non sono gestiti tutti da noi, i nostri sono quelli dell'Arcella. Dove avete fatto il pranzo ieri? Sì, e ce n'è uno a Montecchio che stanno montando anche un gazebo, e sempre un coordinatore, siamo tutti cittadini italiani che se mi ascolta a lo Montecchio, saluto. quindi? Montecchio, Vicenza. Quello di Treviso? Treviso è gestito dalla LIFE, ma sostanzialmente Comunque, non vabbè, è... sì. E siamo quello di tutti un po' Padova nella voi siete stessa adesso, barca. venite dalla Piazzale Stanga, giusto? Sì, dall'Arcella. Dall'Arcella. Sì. E poi c'è qualcosa in corso Stati Uniti? Sì, esatto, ma anche quello è gestito dalla LIFE. Ah, ho Anche capito. se le persone che sono lì all'interno in questo momento, la maggior parte sta cominciando a capire la differenza fra essere cittadini italiani ed esporre una bandiera. Quindi è probabile che da oggi vengano tolte le bandiere diverse da quella italiana e cominciano... Sì, perché sennò si genera veramente Guardi, confusione. io ho fatto una passeggiata ieri là, sono andato in zona industriale con gli Stati Uniti e ho visto una signora siciliana che stava offrendo dei panettoni dolci alla gente. Un ragazzo pugliese che stava facendo il caffè, quindi ho visto gente strana, gente straniera al Veneto, però con questa bandiera. Allora io non ho detto niente perché sono ospite. Giustamente uno dice, se è lì è per lo scopo comune, non sarebbe giusto mettere una bandiera... Sì, ma forse... Sostanzialmente nei presidi sta nascendo quello che è la solidarietà fra persone che sono state buttate fuori dal sistema, o persone che si impuntano, che non vogliono entrarci. Lì sta nascendo, sono dei punti di solidarietà. Qualcuno porta la legna, qualcuno porta il vino, qualcuno porta il pane. Ci si rincontra tutti lì e si parla di questi problemi. Noi non siamo quelli che facciamo i blocchi, che ci piace fermare il camion, quello lo lasciamo fare alle forze dell'ordine, che ringrazio, che sono partecipi, molto partecipi nei nostri presidi, e magari si fa qualche chiacchiera insieme, sono là a adiuvarci. Io ho avuto dei problemi a Monselice con un consigliere comunale e c'erano lì anche loro, in qualche maniera ti senti protetto. È un piacere che ci siano, quindi le ringrazio, Ecco, perché loro sono là al freddo con noi e non è facile rimanere tutto il giorno fuori. Quindi grazie polizia e carabinieri. Una cosa, gli orari. Noi abbiamo come orari al presidio Arcella dalle 8 alle 14. Potremmo stare di più, però la polizia ci ha chiesto una cortesia per quanto riguarda la sicurezza. Quindi noi praticamente chiudiamo il gazebo, chiudiamo tutto e alle 14 andiamo via. Mi ha chiesto un piacere per mercoledì, in quanto mercoledì ci sarebbe questo movimento di persone che si rivolgono verso Roma, e quindi mi ha chiesto se possiamo, solamente per il mercoledì, di non essere all'Arcella, però per il resto continueremo ancora. Quindi c'è una perfetta collaborazione, insomma, con le forze dell'ordine. Quello che volevo chiedere, a Monselice lei sa, c'è stata una notizia su Rai 3 appunto che circolava, chiedo qualcuno di voi tre cosa è successo, perché è forse una protesta più forte, perché so che c'è stata poi, hanno protestato anche i commercianti, se non a Monselice Cittadella, so che qualcuno nella cintura, diciamo, delle province. Allora, guardi, le rispondo, per quanto riguarda Torino, ci sono stati delle persone esterne che si sono infiltrate a disturbare la manifestazione. Io qua ribadisco che siamo tutte persone, non siamo quelli abituati ad andare allo stadio, dove siamo abituati a lavorare, abbiamo smesso e siamo andati in piazza. È diversa la situazione, però c'è qualche politico che gli dà fastidio questa cosa e butta dentro le persone, quindi invito nei presidi, se viene qualcuno di sovversivo, visto che ci sono le forze dell'ordine, li segnalate, ci sono questi signori. A Roma è difficile perché succederà in grande quello che è successo a Torino, okay? Se sono infiltrate le persone e dicono non è vero che sono andati dai commercianti a dirgli dovete chiudere, quello non è vero, ci sono delle persone che non sono nostre che fanno queste azioni ed è pericoloso. Anche la politica sta facendo un atto un po' strano, visto che Padova è uno dei paesi più popolosi che ha un sacco di presidi. Questa sera arriveranno delle persone piuttosto importanti, non voglio dire chi, perché comunque noi abbiamo passato parola per tutti i presidi che comunque le persone rimangono nei presidi e che non si avvicinano a queste persone, perché guarda caso sono proprio i referenti di polizia, il number one della polizia.
a livello politico e la mando nella fossa dei leoni. Sostanzialmente cosa sta facendo il sistema? Sta cercando di metterci contro tutte le varie carte, ma li abbiamo già sgamati in partenza perché è un anno che stiamo studiando come funziona. Allora ci dissociamo da quello che succederà perché non siamo noi. Noi saremo Chiarissimo, a casa. chiarissimo. Andiamo ancora in pubblicità, poi torniamo insieme.